Eder. Mac. Pallister. Si è svolta nella mattinata di lunedì 23 giugno presso il Tribunale di Rimini l'udienza per l'ammissione delle parti civili nel processo a carico di Luis da Silva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Il giudice Raffaele De Florio ha accolto la costituzione di 13 parti civili su 15, mentre ha respinto la richiesta dell'ex marito della vittima, Gianfranco Saponi, e quella di un'associazione contro la violenza sulle donne. La decisione di escludere Saponi si basa su una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui i coniugi divorziati non sono legittimati a costituirsi parte civile nei procedimenti penali per fatti che coinvolgano l'ex coniuge, venendo meno il vincolo giuridico che legava le parti. Quanto all'associazione, il diniego è stato motivato con l'assenza di un collegamento diretto e concreto con la vittima o con i fatti di causa. A sorprendere è stata l'assenza di lui da Silva all'udienza, un'assenza non comunicata in anticipo neppure ai suoi stessi avvocati, Guido Fabbri e Giulia Guidi, che l'hanno appresa solo all'ultimo momento. I legali dell'imputato hanno colto l'occasione per sollevare una serie di eccezioni relative a documentazione e atti di indagine in possesso della procura e che, a loro dire, non sarebbero stati messi a completa disposizione della difesa. Su tali eccezioni il giudice si pronuncerà nella prossima udienza, già fissata per martedì mattina, durante la quale si deciderà anche se proseguire con ulteriori acquisizioni probatorie o andare direttamente verso la decisione sull'eventuale rinvio a giudizio. L'udienza si inserisce in un contesto investigativo ancora in corso. Arricchito nei giorni precedenti dall'incidente probatorio sul materiale genetico raccolto sulla scena del crimine e da una richiesta già avanzata dalla procura, nella persona del PM Daniele Paci, per la nomina di un collegio di periti fonici. Questi ultimi dovranno analizzare alcuni audio ritenuti rilevanti, in particolare intercettazioni ambientali e telefoniche, che, secondo l'accusa, potrebbero fornire ulteriori elementi per chiarire il ruolo dell'imputato nella morte di Pierina Paganelli, avvenuta nel settembre 2023 a Rimini, nel vano scale del condominio in cui la donna viveva con il figlio. L'assenza di Da Silva, le tensioni tra accusa e difesa sulla gestione degli atti, le esclusioni eccellenti dalle parti civili e l'attesa decisione del giudice sulle eccezioni difensive rendono questa fase preliminare particolarmente delicata. In un caso che ha già attirato forte attenzione mediatica e che rischia di trasformarsi in un lungo processo carico di tensioni personali, familiari e sociali. Manuela mente, ma perché? Questo è il punto centrale. Faremo le nostre valutazioni, chiaramente in parte le abbiamo già fatte anche durante il interrogatorio, durante il processo saremo ancora più incisivi, perché qui è questo il punto: perché mentire? Noi una spiegazione di questo scenario ce l'abbiamo, cioè, secondo noi e secondo quello che ci dice il nostro assistito, lei sta mentendo, quindi noi sotto questo aspetto andiamo avanti su questa linea. Riteniamo ci siano numerose criticità in quanto lei ha riferito e collocheremo, nella prospettiva chiaramente difensiva, questo suo cambio di versione in uno scenario alternativo alla responsabilità di Da Silva. Rispetto per Liliana, no, con le mani si può fare quello che vuoi, capito? Con le mani si può fare tante cose. Rispetto per Liliana, questo chiedo io, basta. Sì, rispetto per Liliana, ognuno ha il proprio. Non può mettermi in bocca, io non mi lascerò mai mettere in bocca cose che non ho detto. Questo è il concetto che lui tenta di fare. Queste sue parole ultime da sputargli in faccia, in teoria è come se lo avessi fatto. Si è svolto nella mattinata del 23 giugno il sopralluogo tecnico nell'abitazione di Villa di Tirano, dove, secondo la prima ricostruzione, si sarebbe consumata una tragedia familiare sotto forma di omicidio-suicidio. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Sondrio e condotte dai carabinieri della Compagnia di Tirano, guidati dal comandante Riccardo Angeletti, affiancati dal personale del Comando Provinciale.
dagli specialisti della polizia scientifica e dal sostituto procuratore di turno, Piero Basilone. Le vittime sono un uomo di circa 55 anni e sua madre, novantenne, malata e recentemente colpita da un ictus che l'aveva resa inferma. Secondo le informazioni emerse dalle prime ore della mattina, il figlio avrebbe sparato alla donna mentre era distesa a letto, uccidendola con una pistola legalmente detenuta, per poi togliersi la vita rivolgendosi la stessa arma contro. A scoprire i corpi sarebbe stata una collaboratrice domestica che, come ogni giorno, si recava nell'abitazione di via Roma per assistere l'anziana. Una volta entrata in casa, avrebbe trovato entrambi i corpi privi di vita e avrebbe immediatamente allertato i soccorsi. I rilievi condotti dalle forze dell'ordine hanno permesso di stabilire che tutto finora fa propendere per l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo, secondo quanto appurato finora, era in malattia da qualche tempo e pare soffrisse di uno stato depressivo che, unito al peso dell'assistenza quotidiana della madre gravemente malata, avrebbe potuto alimentare un profondo disagio psicologico. Non risultano precedenti penali né segnalazioni di comportamenti violenti. L'arma utilizzata, una pistola regolarmente registrata, è stata sequestrata per gli accertamenti balistici e forensi. I tecnici della scientifica hanno effettuato rilievi sulla scena del crimine per ricostruire la dinamica dell'accaduto, a partire dalla posizione dei corpi, dal numero di colpi esplosi e dalle eventuali tracce biologiche. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, ma la pista principale resta quella di una disperazione maturata nel silenzio, forse mai intercettata da chi stava intorno. La comunità di Villa di Tirano è scossa. La tragedia ha colpito 2 persone conosciute e stimate nel quartiere, dove nessuno si aspettava un epilogo simile. I vicini di casa parlano di una situazione difficile, ma mai sfociata in comportamenti anomali o segnali di rischio evidenti. Il magistrato Basilone ha disposto ulteriori approfondimenti, compresa l'autopsia sui corpi, per accertare con esattezza tempi, modalità e causa della morte. Si attendono anche testimonianze di eventuali familiari o conoscenti per comprendere meglio il contesto in cui è maturato questo dramma domestico. Al momento non sono emerse terze persone coinvolte, né elementi che facciano pensare a dinamiche diverse da quella tracciata dagli inquirenti. Un uomo, probabilmente sopraffatto dalla fatica e dal dolore, avrebbe scelto di mettere fine alla vita della madre e alla propria. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.